Mister Romano Perticone, allora si ricomincia questa volta dall'inizio per te? Sì, si ricomincia dall'inizio, sì certo, c'è tempo per fare una preparazione in un certo modo rispetto all'anno scorso in cui sono partito, diciamo, entrato in corsa. Ecco. Sulla carta che rosa ti sembra? Ma abbiamo confermato i giocatori, abbiamo fatto delle scelte prendendo giocatori nuovi che conosciamo, seguendo, diciamo, un po' la nostra linea, che è quella di scegliere prima le persone e poi il giocatore, quindi abbinare sicuramente delle qualità tecniche anche a qualità umane. Quali sono gli obiettivi per questa stagione? L'obiettivo della società sicuramente è quello di fare bene, sicuramente non possiamo pensare, commettere l'errore che è stato commesso magari l'anno scorso, perché ci sono squadre che hanno dichiarato a tutti la volontà, ce ne sono almeno 3 o 4 di vincere il campionato. Noi dobbiamo pensare partita dopo partita cercando di fare il massimo. Quindi mattone su mattone, ecco, si costruisce l'obiettivo. Sì, ma l'obiettivo è quello di fare bene, semplicemente questo. Non ci possiamo permettere di pensare più in là della partita dopo partita, perché, come ho detto, ci sono tante realtà che si stanno, diciamo così, attrezzando a fare un campionato di vertice, stanno investendo per fare quel tipo di campionato. Noi sicuramente abbiamo fatto delle scelte cercando determinate caratteristiche, siamo contenti di quello che abbiamo fatto e cercheremo attraverso il lavoro di fare il massimo. Primo giorno di scuola, come si suol dire, molto entusiasmo sicuramente si vede qui tra i giocatori. Entusiasmo c'è sempre, lo staff, la società e i giocatori siamo contenti di stare insieme e di lavorare. Per quanto riguarda le altre squadre, prima accennavi appunto al fatto che molte vogliono fare un campionato di vertice, quali in particolare potrebbero darvi più filo da torcere, diciamo? No, nessuno ci deve dare filo da torcere, perché non è il nostro obiettivo vincere il campionato. Il nostro obiettivo è lavorare bene tutti i giorni, cercando di dare soddisfazione ai nostri tifosi, che si identificano un certo tipo specifico di calcio, che è quello di lottare ogni domenica sputando sangue come abbiamo fatto l'anno scorso. Ho letto, perché l'ho letto dichiarato, insomma, da altre società che vogliono tornare o andare in una categoria superiore, ecco, quindi sappiamo che avremo un girone delle squadre che si sono attrezzate per fare questo tipo di campionato. Da questo punto di vista, quale potrebbe essere la differenza della presenza delle società lombarde o delle società emiliane romagnole, visto che ancora non si sa la composizione del girone, in quale direzione sarà quest'anno? Ma è troppo presto per dare una risposta in questo senso. Sicuramente il nostro girone è un girone dove già vede delle società molto ambiziose, quindi già solo il fatto che ci siano queste realtà rende il campionato durissimo. Ecco, poi che ci siano società lombarde o emiliano romagnole poco cambierà.